Qui c'è l'Italia migliore, l'Italia che lavora, l'Italia che produce, che innova. È con un inno al vino all'operosità dell'Italia migliore che la Presidente del Senato Elisabetta Casellati ha aperto il Vinitaly e non poteva mancare un orgoglioso riferimento della senatrice padovana alla propria terra, il Veneto, con l'auspicio che presto salga il numero dei siti UNESCO legati alla viticoltura. La speranza unanimemente condivisa è che a breve possa essercene anche un quarto, visto che l'Italia ha ufficialmente presentato la candidatura per le colline di Conegliano Valdobbiadene. E proprio con un simbolico calice di Prosecco che brindo a questa edizione del Vinitaly e a tutti gli importanti traguardi futuri che sono certa non potranno che essere conseguiti grazie all'ingegno tipico degli italiani arricchito dalla perseveranza e operosità veneta. Ed è così che il Prosecco diventa protagonista con il presidente della regione Luca Zaia che, snocciolando i numeri della produzione vinicola, 40 milioni di ettolitri in Italia ed il Veneto primo produttore con 8 milioni e mezzo di ettolitri, invita a mostrare l'orgoglio del vino, il Wine Pride, magari togliendo dalle carte dei vini di tanti locali le bollicine straniere, promuovendo invece quelle italiane. Direi che ci siamo, dobbiamo continuare a crescere, certificare il prodotto, il vigneto, il processo da un punto di vista ambientale e affrontare sempre i nuovi mercati che ci dicono portate il vostro vino. Il Wine Pride quindi è l'occasione di dire che noi dobbiamo essere anche orgogliosi, non posso andare in Francia a vedere carte dei vini con solo vini francesi e girare per i ristoranti veneti italiani e vedere sfoggio di vini che non sono nostri. Bisogna essere assolutamente identitari e proporre il territorio.